Buon pomeriggio, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Anteprima Sport. Oggi parleremo di calcio, l'abbiamo fatto sempre nel corso di queste settimane. Nella terza parte però parleremo di un argomento più leggero. Intanto vi vado a presentare gli ospiti di questa prima parte. Con noi questo pomeriggio Ennio Russo, collaboratore FIGC della Lega Nazionale Dilettanti, anche responsabile del girone interregionale. E poi abbiamo con noi questo pomeriggio Francesco Pirillo, buon pomeriggio, giornalista e collega, bentornato Francesco. Grazie a te per l'invito. Allora, iniziamo parlando, tanti sono gli argomenti di oggi, io partirei innanzitutto dalla Serie A, vediamo la classifica e anche il prossimo turno per quanto riguarda la massima serie, anche perché nelle scorse settimane abbiamo parlato un po' poco di Serie A. Sono tanti gli argomenti perché dobbiamo parlare anche di un possibile ritorno allo stadio dei tifosi, insomma questa è la classifica che vi stiamo mostrando, in testa c'è l'Inter da qualche settimana, poi il Milan lo segue a 49 punti, subito dopo troviamo la Juventus a 45 però con una partita in meno che sarà giocata nella metà di marzo se non sbaglio, Roma è a 44, Atalanta e Lazio a 43, Napoli 40, Sassuolo 35 e la Verona 34, la Sampdoria a 30 punti, troviamo il Genoa con 26 punti, a 25 il Bologna, l'Udinese, la Fiorentina e il Benevento, lo Spezia a 24, il Torino a 20, subito dopo c'è il Cagliari con 15, il Parma 14, chiude il Crotone con 12 punti. Vediamo anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie A che si giocherà appunto la quinta giornata del girone di ritorno, Bologna-Lazio, Crotone-Cagliari, Hellas Verona-Juventus, Inter-Genoa, questa è una partita con il punto interrogativo perché ci sono già 5 persone, cioè 5 tra dirigenti e facenti parte dello staff dell'Inter che sono risultati positivi al Covid, quindi si è in attesa dei tamponi. Napoli-Benevento, Roma-Milan, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Parma, Torino-Sassuolo, anche qui una partita con il punto interrogativo, e poi Udinese-Fiorentina. E ne inizio da te perché Francesco già è stato ospite nella nostra trasmissione, poi subito dopo parleremo con lui. Iniziamo da questo Crotone che è ultimo in classifica, adesso c'è questa sfida importante con il Cagliari, subito dopo martedì ci sarà, tra martedì e mercoledì si giocheranno altre sfide importanti, è un Crotone che se vuole salvare questa Serie A deve iniziare a fare punti importanti. Vabbè, il Crotone le ultime 2 partite mi sembra Milan e Juve, chi ha battuto il Crotone è stato Ibrahimovic e Ronaldo. Non credo che abbiano tutte le squadre questi tipi di giocatori, anche se il Cagliari è ben attrezzato, però il Crotone a questo punto giocando bene, come si sa, diciamo, e ha potenzialità secondo me anche per salvarsi, deve uscire fuori in queste partite, soprattutto nella sfida salvezza con il Cagliari, che credo che sia una delle ultime possibilità dove potrebbe uscire fuori da questa situazione. È un Crotone che affronterà appunto il Cagliari, sui giornali quello che viene riportato, Francesco, è questa formazione, il 4-4-2, Stroppa fino a qualche settimana fa sembrava in bilico la panchina dell'allenatore, però poi insomma è stato riconfermato, quindi si è dato fiducia al mister, si vuole continuare così fino alla fine perché evidentemente il lavoro si spera che insomma sui lidi pitagorici paghi, ecco, da qui in avanti. Ma la speranza è quella, anche se io penso che Stroppa abbia diciamo, responsabilità limitate a quello che poi è il suo ruolo, nel senso che probabilmente quest'anno è forse la prima volta che il Crotone non ha una rosa qualitativamente importante per sostenere l'urto della Serie A. Purtroppo quest'anno è capitato in una Serie A diversa da quella che aveva vissuto nella passata esperienza, dove anche formazioni che sembravano sulla carta dover soccombere, tipo lo Spezia e il Verona, stanno facendo un campionato di medio-alta classifica. Il Crotone ha dei problemi strutturali, ma questi li ha dal mese di ottobre, quando poi è finita la sessione estiva del calciomercato. Nel mercato di riparazione è arrivato Di Carmine, è arrivato un AS, però
non penso che abbia risolto quelli che sono i problemi di una difesa che purtroppo continua a prendere gol. Vero è, come diceva Ennio prima, che nelle ultime 2 partite ha giocato contro Ronaldo e Ibrahimovic, però anche nelle precedenti partite, giocando con formazioni... Ha un po' deluso, sì. Ha deluso soprattutto dal punto di vista della tenuta difensiva. Penso che sia la squadra che ha subito più gol in campionato e questo poi alla fine lo paghi. E sentiamo proprio le parole dell'ex di turno che è Cigarini, sentiamo come sprona il gruppo a questa sfida importante. Sono tornato ad allenarmi da poco con la squadra e purtroppo ho avuto questi 2 infortuni. Speravo sinceramente potessero togliermi meno tempo, ma si sa, possono succedere. Sono pronto, voglio dare il mio contributo, anche perché ormai sono fuori da 3 mesi e questa cosa mi sta un po' scocciando, quindi fortunatamente mi sento abbastanza bene, non sono ancora naturalmente al 100%, però ci lavoreremo. Personalmente mi è mancato tanto perché poi il gioco del calcio è sempre un divertimento, quindi quando non hai la possibilità di divertirti ti tolgono gran parte di quello che puoi fare e ci stai male, quindi è successo anche a me, ma sappiamo che sono cose che possono succedere. Per quanto riguarda la squadra è normale che sono mancate tante cose, ma lo sappiamo perché ogni giorno ne parliamo, analizziamo la situazione, le sconfitte e sappiamo che dobbiamo fare di più, molto di più. Però siamo consapevoli che abbiamo ancora la possibilità di farcela. Spazio ce n'è, come ho detto prima, tempo ce n'è, fortunatamente ancora dipende tutto da noi, perché se riusciamo a portare a casa dei risultati importanti dipende ancora tutto da noi e questa è la cosa principale ed è quella che ci deve dare benzina per affrontare le prossime partite. Nella salvezza ci crediamo assolutamente, sarebbe un problema se non ci si credesse, saremmo noi più grandi a dover prendere provvedimenti, ma questa squadra ancora ci crede, giustamente, perché come ho detto prima lo spazio ce n'è. Naturalmente passa gran parte della possibile salvezza dal nostro stadio, dalle partite giocate in casa, però ormai dobbiamo affrontare tutte le partite in casa, in trasferta nella stessa maniera, quindi che sia allo Scida o che sia in giro per l'Italia dovremo cercare di fare più punti possibili. Come si dice, giocare tutte le sfide con il coltello fra i denti, però io con voi volevo soffermarmi anche su questo argomento che è oggi su tutte le pagine dei giornali sportivi nazionali, perché si vuole testare domenica allo stadio a Udine questo controller per vedere la distanza e ovviamente permettere ai tifosi di tornare allo stadio. Sarà alla Dacia Arena, quindi a testare questo primo controller proprio nella partita con la Fiorentina in programma domenica. Va in scena l'esperimento che può aprire una strada al rientro del pubblico negli stadi. A quanto ho capito gli addetti ai lavori saranno dotati di un badge che vibrerà se le distanze non saranno rispettate, applausi finti ovviamente anche qui, però secondo te Ennio, si può pensare magari in questa seconda parte, io dico subito dopo magari il periodo pasquale, a un ritorno dei tifosi allo stadio? Ma si deve sperare, certamente non sarà imminente, perché come si dice su questa seconda ondata, non si dice se ancora è una seconda ondata che non è finita o è una terza ondata. Si parla già di una terza. Qua ancora siamo in mano diciamo, agli scienziati, a chi è più addentrato in queste situazioni. Si spera che un domani si vada di nuovo al campo. Sicuramente ci saranno anche le opportunità per le distanze tra le persone e via discorrendo, e anche il vaccino, no? Chi sarà vaccinato potrà magari avere più opportunità di andare, perché no, se uno è vaccinato può andare allo stadio. Cioè, ci saranno sicuramente delle entrature per iniziare di nuovo a avere le possibilità di vedere la partita dallo stadio, e anche credo gli stessi giocatori, insomma, avendo un pubblico è già una cosa diversa, insomma, credo che
molte squadre siano state penalizzate da questa situazione, sia in Serie A, in Serie B, in Serie C, perché dove magari avere un pubblico amico ti può pure aiutare, no? Certo, sono partite anomale, Francesco. Anomale. Partite anomale e poi soprattutto oggi la notizia questa della Juventus, che è la società bianconera, così come tante altre società non solo in Serie A ma anche in Serie B. La scorsa settimana abbiamo sentito anche il presidente Guarascio, che è stato ospite qui da noi, ha parlato di perdite a livello finanziario, perché ovviamente il pubblico per molte squadre è il maggior azionista, perché la gente che va allo stadio contribuisce, non lo so, magari anche a comprare questo o quell'altro giocatore. Ci sono delle entrate che ti vengono a mancare anche da parte degli sponsor. Sì, però io forse vado controcorrente, nel senso che poi no, alla fine mi fa piacere che tu la vedo come una cosa ipocrita dal punto di vista delle gestioni, nel senso che il problema non è stare dentro lo stadio, perché la distanza l'abbiamo, io ed Ennio adesso che siamo qua, siamo senza mascherina, abbiamo il metro di distanza. Il problema è quello che avviene fuori dallo stadio, cioè gli assembramenti di Milano prima del derby, ecco, l'assembramento di Bergamo, eccetera. Questo quindi è il primo problema, non è tanto quello che c'è dentro lo stadio, perché dentro lo stadio ci sono delle misure che possono essere tranquillamente rispettate. Il problema è l'affluenza poi allo stadio, come avviene, se i mezzi pubblici, eccetera, eccetera. L'altra situazione delle società che oggi si lamentano sulle perdite, cioè, allora noi lo sappiamo, penso un po' tutti da agosto, che a pandemia in corsa allo stadio non sarebbe andato nessuno. Allora dico, ad agosto sono tutti bravi ad andare a comprare giocatori, rose da 25, 26, 27, paghi mega stipendi, eccetera, eccetera. Poi ci rendiamo conto nel mese di marzo che le società sono in perdita, quando si sapeva dall'inizio che pubblico allo stadio quest'anno non ce ne sarebbe stato. Ma non è, scusami, non è quello che si dice, non è il problema del pubblico, è il problema degli sponsor, anche perché certo. le aziende sono in crisi e quindi è tutto legato, magari è tutto legato là. ma non però il pubblico non può essere, io non sono d'accordo col fatto che il pubblico è il primo azionista, perché in Serie A il pubblico sarà sempre il 10% degli incassi diciamo una squadra. Però dico, la società che oggi si lamenta delle perdite. Stiamo parlando di Serie A, sì, poi sì, dico, la società che oggi si lamenta delle perdite, tu lo sapevi dall'inizio che non... Perché magari, forse si già aspettavano una fase della dico, pandemia più se già i due broadcast risolvibile. DAZN e Sky hanno ridotto di una quota, perché ovviamente non hanno i ritorni pubblicitari sugli investimenti, prima, certo. Già c'erano prima. Dico, la società poi non può andare a lamentarsi. Sicuro. Quello è il discorso. Invece tornando sulla VAR, il problema VAR ne abbiamo sentito parlare anche in queste settimane in Serie B, però anche in Serie A si parla di una VAR che non c'è per molte squadre, come ad esempio titola oggi la Gazzetta dello Sport, Juve, Lazio, insomma tanti errori hanno penalizzato nonostante la VAR queste squadre. Noi abbiamo ascoltato anche le settimane scorse il mister del Cosenza Occhiuzzi che invocava la VAR, anche il Chievo nelle scorse settimane ha parlato di torti arbitrali e quindi insomma questa tecnologia potrebbe secondo te aiutare, Ennio, in Serie B? Ma alla fine, come dicevi tu prima, c'è sempre chi si lamenta, che poi dopo viene utilizzata male o viene richiamata o alcune volte non viene richiamata, non c'è mai la certezza che si venga utilizzata nel modo giusto, quindi certamente aiuta, però è come tu, non lo so, una volta si chiamava col telefonino, col telefono e non si avevano i numeri segnati, allora uno si ricordava i numeri, no? Dove chiamava. Ora non te le ricordi più i numeri perché c'è il cellulare, tu dici chiama Anna Franchino ed esce. Cioè, il problema è che poi diventa una cosa automatica, pure l'arbitro che è dentro e fa parte del gioco, può fare bene e può sbagliare. Se poi dopo ognuno deve pensare sempre in malafede, allora credo che non faccia parte più del gioco. Il gioco è questo. Sicuramente ci sarà stato negli anni qualche arbitro in malafede, però non bisogna pensare sempre in questo. Si può sbagliare, come sbaglia l'attaccante il rigore, come sbaglia il portiere a non parare un tiro facile, può sbagliare l'arbitro.
Francesco, come la pensi? No, allora la VAR è utile nel momento in cui c'è un'uniformità di utilizzo, come va può bene? essere? Nel senso che o per i casi Ma specifici... siccome se ne è parlato molto spesso di introduzione anche in Serie Allora, B... il problema della Serie B, della Serie C, è un problema strutturale, nel senso che per avere la VAR in Serie B serve un investimento importante da parte, in primis, delle società e secondariamente da parte dell'AIA, perché poi devi andare a mandare un certo numero di arbitri. della federazione. Quindi della federazione, perché per ogni partita di Serie A si muovono 10 arbitri, fra quelli che vanno in campo e gli arbitri di VAR. In più, a livello logistico, è un costo importante che non so se tutte le società sono nella condizione di poter No, stavo sostenere. ipotizzando pure una regia fuori, non da lontano. Sì, però la regia è la cosa, Ennio, io l'ho vista a Ferrara, alla spalla, la regia vera e propria è il costo minore, il problema è il posizionamento di 20 telecamere, perché tu devi coprire di fatto l'intero perimetro del terreno di gioco, perché poi devi andare a piedi fuori gioco, deve andare a vedere tutta una serie di magari dici in Serie A ci sono investimenti maggiori, quindi è normale che magari, faccio un esempio senza nulla togliere, ma magari una società che ha introiti minimi in Serie B e già fa fatica magari a pagare stipendi, andare pure a gravarla della gestione della VAR, comincia a essere, è ovvio che poi in questa fase di campionato dove i punti valgono il doppio, sia per vincere i campionati che per retrocedere, ma ti ripeto, non ci sarà mai pensiero di equità di utilizzo. Allora, guarda, come non c'è in Serie A, non ci sarà in Serie B. Angelotti si lamenteranno se uno nell'altro caso. Quando Angelotti allenava il Napoli, io ricordo che fecero una riunione con il designatore e Angelotti disse: io voglio sapere chi arbitra la mia partita, se l'arbitro che è in campo oppure l'arbitro del VAR, perché sono due punti di vista totalmente diversi. Anche se la scelta è solo quella del campo. Però se il VAR ti chiama... sì, dice io ho guardato questa azione, secondo me c'era rigore. Perché poi metti in dubbio l'operazione di secondo deve anche decidere. Sì. Anche perché poi dopo, già purtroppo ormai con tutto quello che c'è, soprattutto Serie A e Serie B che hanno le coperture, ma anche in Serie C ormai col fatto delle partite che vengono trasmesse, tra primo e secondo tempo si sa già se c'è l'errore. Certo. Quindi non è che se poi hai sbagliato, può condizionare poi il secondo tempo della partita. Quello alla fine è la... Mi ricordo... Ad esempio, io faccio l'esempio, scusami, l'espulsione del giocatore dell'Atalanta dell'altra sera. Sì. Là, quello non è un'espulsione. Non se tu la vai a rivedere al VAR, tu arbitro, probabilmente cambi decisione. Che stavi dicendo, Ennio? No, mi ricordo una partita al girone andato Milan-Roma, che proprio si parlava in questi giorni. Milan-Roma c'è stato 2 rigori inesistenti, di cui il primo dato alla Roma inesistente. L'arbitro ha evidentemente tu dici per equilibrare. Ha dato al Milan un rigore proprio neanche, c'è il vento che l'ha fatto cadere a Cianaloglu, mi pare, non so se l'hai visto la cosa. Quindi vuol dire che poi ti condiziona, no? Quindi la VAR, insomma, è sempre in discussione, sia che si parli di Serie A. Il problema non è il supporto tecnico, il problema è il nostro, nel senso che alla fine chi vince o chi perde ha sempre qualcosa da dire. Sempre. Lasciamo l'argomento Serie A, andiamo in argomento Serie B e andiamo a vedere innanzitutto la classifica per quanto riguarda la Serie B. Anche qui insomma ci saranno 2 sfide ravvicinate, anzi 3 sfide ravvicinate in meno di una settimana, perché si giocherà sabato, martedì e di nuovo sabato. L'Empoli è in testa della classifica, si contendono questo primato con diciamo il Monza che piano piano sta rosicchiando posizioni, e poi ovviamente troviamo la Regina a metà classifica. Verso la fine troviamo il Cosenza che è in piena zona play-out, scusate, un lapsus. Andiamo a vedere anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B, perché il Cosenza giocherà in casa domani alle 14 con il Chievo, parlando proprio delle squadre calabresi, e poi c'è la Regina che giocherà invece a Ferrara contro la Spal. Noi iniziamo proprio dal Cosenza, è un Cosenza che nelle ultime gare
aveva iniziato con una serie di risultati utili consecutivi, se non sbaglio erano 6, anche il derby, nel derby con la Regina, nonostante era passato in svantaggio, era riuscito a recuperare la gara e a rosicchiare un punticino. Poi c'è stata questa sconfitta a Lecce, una sconfitta che a proposito di VAR, insomma, magari pesano alcuni errori arbitrali su questa sconfitta. Un errore fondamentale, perché il rigore non c'era. Il secondo tu parli? Il secondo rigore, sì, perché... si parla del secondo di Sciaudone, non c'era il rigore, quindi è ovvio che pesa, però io mi soffermerei nel dire che perdere con il Lecce ci può pure stare, perché è una squadra costruita per vincere, è inutile che diciamo i giocatori che ha il Lecce e i giocatori che ha il Cosenza, però credo che prima o poi il Cosenza deve pensare di vincere pure in casa, che in casa mi pare che non abbia mai vinto, quindi deve fare questa inversione di tendenza ed è importante. Sicuramente non è facilitato in questo periodo, perché incontrare il Chievo e pare il martedì poi a Brescia, diciamo, è difficile, però non è detto, no? Io credo che secondo me bisognerebbe più pensare al risultato e meno al bel gioco. Diciamo, ritornando al discorso del Crotone di prima, cioè uno bisogna fare il risultato, perché poi alla fine sia la società sia il tifoso ricorda solo il risultato, cioè i 3 punti. E questa è una cosa molto importante, dove credo che si debba valutare, debba pensare bene nello staff, in tutti quanti, insomma. Come vedi Occhiuzzi sulla panchina, come lo hai visto fino adesso, e soprattutto secondo te è un Cosenza di qualità che può pensare a una salvezza, perché mancano tante partite, tante sfide importanti, anche scontri diretti? Occhiuzzi benissimo, sta tirando il massimo dall'organico che ha. Non è un organico di primissima fascia, però nel mercato invernale di riparazione ha preso dei giocatori diciamo, di spessore, dove potrebbero dare una mano in questi frangenti, perché ci vuole il carattere, ci vuole chi ha, diciamo, soffre la pressione, non può viverla questo momento, cioè la pressione di dover fare per forza il risultato, perché a questo punto, come la classifica, per non fare scappare di più gli altri, bisogna fare il risultato necessariamente e non bisogna guardare l'avversario, perché purtroppo siamo arrivati a un punto dove bisogna fare di necessità virtù, devi per forza pensare solo a questo. Francesco, io ti leggo un messaggio che ci è appena arrivato da un telespettatore, dice: buongiorno, è meglio che domani vinciamo, ovviamente si riferisce alla partita con il Cosenza, altrimenti la retrocessione è al 75%, purtroppo gli scommettitori danno il Cosenza a 1,60, come potete notare la vedono quasi retrocessa, speriamo che si sbaglino. Io penso che ci sono tante partite, il mio pensiero è questo, ci sono tante partite, bisogna pensare partita dopo partita, a cominciare da questa con il Chievo in casa. Come diceva Ennio, serve una vittoria e io penso che Occhiuzzi abbia preparato nei minimi dettagli la squadra. Sì, ma allora io, non lo so, io forse ho fatto un pochettino... esagerato. Occhiuzzi ha sempre quest'anno, io poi leggo pure critiche, cose, ha sempre preparato la partita nel migliore dei modi. Poi però, se noi andiamo ad analizzare la singola partita, se tu a Lecce vai 1-0 avanti, con un gol costruito, non un gol trovato per caso, perché poi dopo devi pure analizzare questo, e 6 minuti dopo legittimo fai il liscio in area di rigore sul rinvio e fai il calcio di rigore, e alla fine Occhiuzzi, che meglio di così la partita, se poi Occhiuzzi vuole cambiare qualcosa, perché magari la dinamica della partita ti richiede un certo tipo di giocatori, si gira e vede che dietro c'è poco e quindi è costretto a tenere in campo sempre gli stessi giocatori che gli danno equilibrio e magari gli danno certezza, e a quel punto l'allenatore in sé per sé, come diceva Ennio prima, probabilmente sta tirando il massimo dall'organico che ha. La speranza in questa fase finale è che i nuovi arrivati da Trottan, Bakogu e altri entrino in condizione entrino in condizione il prima possibile per poter dare una mano, perché Bakogu, io mi ricordo che Braglia nell'ultimo periodo lo aveva chiesto come
il giocatore per rinforzare la rosa. Poi viene da un infortunio, il ginocchio, eccetera, eccetera. Tremolava è comunque un giocatore di categoria. Il discorso è un altro, perché sono stati presi adesso e non sono stati presi a ottobre. E il discorso poi alla fine quello è. Perché se oggi tu ti trovi in una situazione in cui sei costretto a fare risultato ovunque, sei costretto perché la rosa costruita a ottobre purtroppo non ha dato i risultati che ti aspettavi. Troppe scommesse ti sei giocato prima e oggi stai pagando prezzo. E il fatto che si giochi senza pubblico, secondo me, in una situazione del genere è ottimale, perché giocare magari con la pressione del San Vito che ti sta addosso, che devi vincere la partita, non tutti poi i giocatori riescono a gestirla. Ne parliamo tra pochissimo perché ci fermiamo per una breve pausa, vi aspettiamo qui tra poco. Stavamo discutendo appunto di Serie B anche in pubblicità con gli ospiti. Allora, Francesco, sono tante le notizie, le domande che stanno arrivando. Vorrei sapere come si fa a dire che era rigore, ma siete di Cosenza, quello era rigore, mi riferisco alla giornalista Anna Franchino. Non so di che cosa stiamo parlando, perché io ho detto come prima, insieme ad Ennio Russo, che secondo me era rigore il secondo, però... Non era rigore il secondo. Non era rigore, non ho detto che era rigore, scusate. Il primo era rigore, poi il sono secondo confusa no. pure io, adesso mi state facendo andare in tilt pure a me, però io ho detto che il secondo assolutamente non era rigore, però insomma ci possono stare questi errori arbitrali, magari è capitato, non lo so, in passato che un rigore è stato assegnato a noi e magari non c'era, ecco perché abbiamo discusso molto nella prima parte anche di VAR e dell'introduzione di queste nuove metodologie. Poi se dobbiamo parlare di una sconfitta che il Cosenza ha meritato poi alla fine, perché in effetti poi c'è stato il terzo gol, ci eravamo scoperti, quindi è inutile piangere sul latte versato. Parliamo delle sfide che sono in programma adesso, perché c'è questa gara con il Chievo, poi si giocherà nel turno infrasettimanale a Brescia, poi si tornerà di nuovo sabato in casa, quindi insomma ci sono tante partite che il Cosenza ha giocato a livello anche nella prima parte del campionato, ha giocato alla pari con squadre di alta classifica, anche a Monza. Anche a Lecce era una partita equilibratissima. Poi l'errore arbitrale, certo. l'errore arbitrario ti ha fatto, poi dopo la differenza di organico, quando è entrato le seconde linee, tra virgolette, le seconde linee del Lecce che, tra virgolette, si pettinare una seconda linea, Mangosa è una seconda linea, il centrocampista del Cagliari, Pisacane, è una seconda linea, allora ci alziamo le mani. Cioè sono entrati e poi hanno fatto la differenza dopo che è venuto questo episodio del rigore, se no prima era una partita equilibratissima di 1-1 e basta. Certo, poi ci sono, ovviamente uno può pensare, ci sono stati 2 episodi da rigore in una gara, questo lo ha deciso l'arbitro, non siamo noi gli arbitri della gara. Però il problema è che, come dicevamo prima, si tratta anche, l'ho sentito anche vedendo la partita, il cronista di DAZN lo diceva, nel Lecce è uscita fuori la qualità di alcuni giocatori. Tu lo dicevi prima parlando di Ibrahimovic e di Cristiano Ronaldo, quindi insomma ci sono delle squadre che magari hanno delle individualità che emergono e che quindi ti possono far vincere anche la partita. Ecco. Soprattutto dopo quello che è successo domenica, no? Cioè un rigore dato che non c'era ti può dare non mi ricordo se verso la parte finale, minuti finale, insomma, poi esce la qualità. Poi nel frattempo loro avevano fatto queste sostituzioni che squilibrano da una parte e dall'altra la differenza tra un organico e un altro, insomma. Però c'è, Francesco, questo dossier che è stato presentato in settimana dal Chievo, leggo proprio sul sito della società veronese, insomma ci sono vari episodi. Secondo te questo può in qualche modo condizionare l'arbitraggio di questa sfida di domani pomeriggio? Guarda, di dossier ne vengono presentati ogni... No, dico, ma ogni anno ne presentano
ne presentano tanti in ogni squadra, perché poi ognuno si sente un pochettino defraudato di qualcosa durante il corso del campionato. Certo è che se un arbitro si fa condizionare solo perché il Chievo ha presentato il dossier, insomma è un arbitro che non merita di arbitrare in Serie B, anche perché insomma è pure una questione di... perché poi subentrano, oltre alla questione del risultato, arrivano a subentrare anche situazioni di natura economica, no? Perché poi in Serie B si fanno degli investimenti abbastanza importanti per piazze magari che fanno di tutto per cercare di mantenere la categoria. Per questo penso che poi alla fine i dossier lasciano il tempo che trovano. Penso che invece il Cosenza ha una settimana in cui probabilmente si gioca tutto, perché classifica alla mano fino alla Regina sono tutti dentro oggi. Poi però alla fine di queste 3 partite, che ha 29, già a 32, penso che chi ha 32 possa guardare dall'altra parte della classifica. Già 29 sei lontano. Già 29 sei lontano, però insomma 6 punti vuol dire, io parlo dal Cosenza, 23, 29, insomma 6 punti vuol dire 2 partite alla fine, quindi magari con 3 partite a disposizione, se il Cosenza entra nell'ottica di centrare quel filotto che magari ti manca, anche magari facendo 2 vittorie e una sconfitta, Francesco, perché con l'ottica dei 3 punti... È una questione di matematica, no? Sì, per salvarti ci vogliono X punti, devi raggiungere il prima possibile quei punti. Però siccome insomma sono la classifica in basso, almeno non mi sembra non c'è tanto divario fra le squadre che in questo momento sono nei play-out e quelle che sono subito fuori, quindi secondo me insomma basta vincere o perdere una partita e poi le squadre possono trovarsi invischiate o meno nella zona calda, chiamiamola così. Che al Cosenza servirebbe così. Quel mini filotto in questa settimana di 3 partite, ti servirebbe quel filotto magari da 6 punti. Siamo senza discussione il fatto che comunque bisogna vincere per cercare ovviamente di invertire la rotta, soprattutto in casa, visto che la vittoria manca da Però col fatto che la mancanza del pubblico alla fine, vincere in casa, vincere in trasferta, diciamo ti cambia poco. Devi solo vincere. Devi solo anche perché il Cosenza fuori casa ha vinto. Sì, ma fuori casa, come dicevamo, mi ricordo la volta scorsa anche qua, cioè il Cosenza, a mio modesto parere, fa meno fatica quando gioca in trasferta oppure quando gioca contro squadre che fanno la partita. Perché il Cosenza per caratteristiche fa fatica a fare la partita. Io ricordo 2 o 3 partite del Cosenza giocate in trasferta, insomma, potendo ripartire, potendo giocare a campo aperto, ha fatto delle ottime partite. Per questo c'è il partite. problema, il Chievo potrebbe essere una squadra del genere, no? Ma infatti con il Lecce, il primo gol, il Lecce ti attacca, tu vai in ripartenza e fai l'1-0, poi viene fuori la qualità, vengono fuori altre situazioni e perdi la partita. Tante le domande, soprattutto sui rigori, mi dicono che sono 9 i rigori contro il Cosenza, 2 a favore, andrebbe puntualizzato questa cosa, l'ottimismo è il sale della vita, siamo tutti ottimisti, ancora mancano tante sfide, lo abbiamo detto tante volte, poi c'è un tifoso che dice che è la stampa la rovina del Cosenza, non sono assolutissimamente d'accordo, ormai la stampa viene attaccata da ogni parte, non difende adeguatamente la squadra contro lo scandalo arbitrale. Lo diciamo, lo puntualizziamo, ma che cosa possiamo fare? Non possiamo farci niente. Ovviamente sono gli arbitri che dirigono la gara, un rigore dato al Cosenza che non c'era, lo giudica pure. In 3 anni abbiamo avuto 4 rigori a favore. Va bene, evidentemente la pensiamo in maniera diversa. Andiamo invece a sentire adesso le parole di mister Occhiuzzi, che anche lui ha detto bisogna vincere, tornare a vincere al San Vito. Ancora c'è qualche dubbio su qualche posizione, ho voluto valutare bene la rifinitura e quindi stasera di certo la rifinitura a volte ti schiarisce le idee, come a volte magari ti mette ancora più dubbi, perché vuol dire che là ed è una cosa molto positiva, perché vuol dire che tutti stanno in palla e quindi dovrò scegliere bene, insomma. Stiamo lavorando già da tempo sulle 2 opzioni, un modulo che abbiamo fatto pure in corso gara, pure all'andata, quindi qualcosa i ragazzi sanno e ripeto, poi è facile lavorare con loro perché comunque da inizio stagione si è lavorato spesso su alcuni principi che poi i principi caratterizzano il gioco, quindi il modulo poi è giusto una questione di posizioni, di spostare delle posizioni, però l'importante è che ci sono i principi e sono ben chiari. La cosa fondamentale è la vittoria.
o 4-3-1-2 o 3-4-1-2 o 3-4-3, la vittoria è quello che a noi serve a tutti, serve all'ambiente, per rasserenare l'ambiente, perché lo capisco che ci sono le ansie e solo le vittorie possono portare serenità a questa grande famiglia, perché è un qualcosa che noi Cosenza, la famiglia Cosenza merita. Ma sì, devi accelerare, devi sprintare non solo in campo, singolarmente, ma proprio come squadra. Quindi i ragazzi sanno che ci deve essere questo cambio di rotta, lo sanno, sono consapevoli di questo, lo sono io, sto cercando proprio di trasferire questo in queste settimane. L'importante è che innanzitutto bisogna precisare che il modo nell'interpretazione di ogni gara, a parte a volte che ci stanno i 10 minuti, comunque il modo dell'interpretazione è stata sempre giusta. Purtroppo non sono arrivati i risultati e devono arrivare, quindi sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più, sicuramente. Però assolutamente non c'è da buttare, c'è solo da trovare quel cambio di passo mentale che fa sì che ti porta a casa le vittorie. Insomma. Gli arbitri italiani secondo me sono i più bravi al mondo. Sicuramente hanno bisogno di un aiuto come ce l'hanno in Serie A, del VAR, cosa che rimarchiamo un po' tutti, anche gli arbitri vogliono questo aiuto, però l'errore, noi non dobbiamo piangerci addosso sugli errori, sbagliamo più noi perché l'arbitro fa errori, ma noi dobbiamo guardare gli errori nostri, dobbiamo cercare di non ripetere errori e di portarli ai minimi termini gli errori nostri, noi dobbiamo guardare in casa nostra. L'operato degli arbitri io lo stimo e quindi non ho davvero nulla da dire su questo. Sono dei dati chiaramente positivi, però c'è da lavorare, anzi da incrementare il lavoro sulla base proprio di quello, anche dei risultati. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, anzi io credo che è proprio nei momenti in cui il lavoro viene anche supportato dai risultati, bisogna incrementare, bisogna stare sul pezzo, poi ora figuriamoci, un campionato complicato, un campionato difficile, abbiamo adesso 3 partite in 8 giorni, quindi le insidie sono dietro la porta, dietro l'angolo, e quindi dobbiamo assolutamente non fare un millimetro indietro, ma anzi casomai un passo in avanti dal punto di vista proprio della tenuta mentale, della voglia, della concentrazione, dell'attenzione. Sono queste le cose che dobbiamo alzare in questo momento. No, allora guarda, io sul campo sorrido poco perché l'attenzione è massima, anzi qui sono questi i momenti in cui bisogna isolarci da chi, perché il calcio è così, da chi fa i complimenti, continuare a lavorare a testa bassa, darsi gli schiaffi la mattina quando ci si sveglia, perché, ripeto, ho troppa esperienza, questa categoria, ripeto, inanellare dei risultati positivi è facile. Non è facile, però è anche facile poi fare dei risultati negativi, quindi noi in questo momento dobbiamo solo pensare alla prestazione. Se noi dobbiamo andare a fare prestazioni di livello importante, dal punto di vista proprio sia mentale, di attenzione, di determinazione, di voglia, finché dobbiamo avere questo, dobbiamo incrementarlo ancora di più, proprio perché in questo momento hai anche il sostegno, perché poi comunque si lavora e poi c'è la verifica del lavoro, che è sempre la partita, è la prestazione e a volte anche il risultato, perché la prestazione tira dentro il risultato, però a volte si fanno anche delle buone prestazioni, come a noi è capitato, magari non raccogliendo niente, ma noi la prestazione non possiamo sbagliarla, in assoluto mai. Queste erano le parole di mister Marco Baroni. Vi stavo per leggere i messaggi che ci stanno arrivando da alcuni tifosi. Suppongo e spero che anche Occhiuzzi abbia capito ciò che tifosi, opinionisti e addetti ai lavori sostengono da tempo, ovvero che sia arrivato il momento di giocare con i pochi ma buoni. Un attimo solo, perché nel frattempo arrivano tantissimi messaggi, buoni di qualità, che abbiamo tutti insieme. Cosa pensate di una difesa a 4 con laterale destro
Viterbo più fluidificante, a sinistra invece Legittimo Crecco più bloccato, centrocampo Combà per dare nervo, consentendo a Petrucci un ruolo più di regia e restituire a Sciaudone la sua caratteristica di incursione. Infine Balulì trequartista ma che dà una mano in mezzo, sgravano così Tremolada dai compiti di copertura. Faccio rispondere subito Francesco perché insomma sono domande troppo tecniche dal mio punto di vista. Non è una questione delle domande tecniche, è una questione che purtroppo in questa fase della stagione si ha a che fare con giocatori che non hanno le caratteristiche per poter fare determinati moduli. Cioè, Legittimo, anche per questioni anagrafiche, non è più nella condizione di poter fare il quarto di una difesa a 4, ma non perché non ne ha la capacità, ma perché ormai non ha più il passo per poter giocare magari uno contro uno con giocatori che magari rischiano poi rischierà di commettere fallo, eccetera, eccetera. Giocando a 3 dietro non significa che giochi con la difesa a 3, come diceva prima Ennio, significa che in fase di non possesso giochi con una linea a 5, il che significa... Si può giocare anche a 6. Anche a 6, per questo dico, significa poi coprire di più il terreno di gioco e magari i giocatori che hanno minore autonomia devono fare meno metri per andare a coprire. E poi è l'atteggiamento che cambia. È normale che magari tutti poi parlano Balulì, però ad esempio anche l'inserimento di Balulì insieme a Tremolato, insieme a Trotto, insieme magari a Carretta, e poi l'equilibrio in mezzo al campo poi chi corre. Chi recupera i palloni, se in 4 attaccano. Certo. Quindi il problema poi è sempre una questione di equilibrio, è una coperta che risulta corta in base a dove uno la tira. Buon pomeriggio, saluto Ennio Russo e condivido la sua analisi. Adesso mister Occhiuzzi deve cambiare modulo, basta il bel gioco e palla in tribuna se necessario, forza Cosenza. Questo è Mario Carelli che salutiamo. Salute. Poi ci sono anche altri messaggi che ci arrivano. Buon pomeriggio, per evitare di criticare gli arbitri al più presto che sia utilizzato il VAR perché noi non abbiamo santi in paradiso, scrive un nostro telespettatore. Il Cosenza in casa ha giocato anche con le più forti, poi ovviamente si parla anche qui del presidente del Lecce dopo il vergognoso secondo rigore all'andata, come piangeva pubblicamente dicendo che ci avevano dato un gol in fuorigioco dopo che lui aveva regalato un rigore, l'ennesimo, e il suo gol era 3 metri fuori di gioco. Abbiamo parlato ampiamente degli arbitri. Io quello che volevo chiedere ovviamente ai nostri ospiti, visto che abbiamo sentito anche le parole di Marco Baroni, era il loro pensiero su questa regina che affronterà la Spalla. Iniziamo da Francesco perché è una regina che nelle ultime gare sta dimostrando di avere la stoffa per, secondo me, per raggiungere ancora i play-off. Se continua così con questo ruolino di marcia, secondo me i play-off sono alla sua portata. Mi avevano criticato qualche settimana fa i tifosi dicendo come parliamo di play-off per la regina, invece lo vedi, bastano pochi risultati positivi e una squadra si può trovare proprio a ridosso dei play-off. Ma sicuramente, anche perché la regina nel mercato di riparazione penso che sia stata la società che ha operato con maggiori risorse, insomma ha smantellato quella che era l'intelaiatura precedente dell'organico. 11 giocatori. Non ha smantellato. Però 11 giocatori sono stati... Molti sono andati via. 11 giocatori. Sì, poi alcuni non sono... è rimasto. Alcuni non... ha preso, ci sono entrati in entrata 11 giocatori e ne sono usciti, mi pare che 6. Sì, dico, alcuni hanno rinunciato ad andare via, insomma, quello che gli era stato... Sono fuori lista due. Due sono fuori lista, quindi di fatto insomma, è stato un pochettino cambiato. Poi Baroni sembra avere trovato la quadratura, no? Nel senso che... No, è quello che dicevamo prima, è l'atteggiamento che è cambiato. Prima c'era un atteggiamento, ora c'è un altro atteggiamento. Non significa il 4-4-2 o 4-3-3 o 3-8-9, insomma, non è questo, è l'atteggiamento. Non è il modulo, è il modo di fare il risultato, di pensare a fare il risultato. Poi la regina in questo momento vive in spensieratezza perché non c'ha più l'assillo né di pensare di dover vincere il campionato come sarà all'inizio e né di essere invischiato nei play-out. Quindi giocando a mente libera oggi come oggi la regina è una mina vagante, può andare a Ferrara e fare risultato perché ha le potenzialità sia mentali e sia da un punto di vista di organico, perché
l'organico è un organico importante, non è un organico... Penso che dopo il Monza è la società che ha speso di più. No, vabbè, c'è la SPAL che ha speso di più. La SPAL è una delle società... che viene dalla Serie A, quindi diciamo che... Ma è quella però, che ha Avere speso... il paracadute, tu dici. Venendo dalla C, la Regina penso che sia quella che ha speso di più. È tra le società, È tra le però società che ha speso di più. si è fatto la classifica, insomma, che era 13esima, 14esima come Sì. spese, però... Era sono però la tante cose classifica che- aggiornata ad ottobre, tu dici Allora- la classifica che vedeva Sì, Cittadella che aveva però speso meno insieme al Cosenza. a investimento la Regina è una delle migliori, insomma, come organico, poi non significa uno spendere e avere un organico importante, cioè, è un organico importante, dove necessariamente in questo periodo che è spensieratezza può fare risultato dovunque. Francesco, io ti chiedo di commentarmi invece le parole del Presidente Gallo, sono uscite proprio qualche giorno fa sulla Gazzetta del Sud, Regina in A e posso anche morire. Il Presidente batte su quel tasso, possiamo dirlo. Tempo fa era andato in conferenza stampa dopo qualche risultato negativo, quando ancora insomma, a guidare la squadra era mister Toscano, ha detto forse ho parlato troppo presto di Serie A, di playoff, adesso invece incalza perché ha visto qualche risultato positivo della sua squadra, quindi è un presidente che è ambizioso. Sì, è un presidente che è ambizioso, un presidente che negli anni ha investito tanto su Reggio Calabria, ha vinto, perché poi gli va dato atto che ha vinto un campionato e quindi è riuscito a riportare la Regina in Serie B, adesso si è dato questo obiettivo, ma tante volte, sai, se il massimo dirigente si dà un obiettivo, magari anche riesce ad incutere anche quella spinta di ottimismo anche non solo nella squadra ma anche nell'ambiente, cioè quello che magari si vive di meno a Cosenza, no? Dove magari negli anni non si è mai dato, forse magari parliamo delle gestioni Pagliuso che si poteva parlare di un approdo in Serie A, però poi diciamo non si è mai parlato non si è mai sentito un presidente dire quest'anno vogliamo provare ad andare in Serie A. L'altra settimana, devo dire, ha detto che il suo sogno anche è quello di arrivare in Serie A. Ma penso che sia il non sogno ha dato un cronoprogramma, ecco. Penso che alla fine sia il sogno di tutti i presidenti. Bisogna vedere come si ci arriva, si ci può arrivare in due modi. O si costruisce, o si costruisce un organico che ha le qualità per giocarsi la vittoria del campionato, oppure magari come quelle società che vivono quell'anno di grazia dove tutto va bene e magari riesci a incanalare una serie di risultati che ti portano poi a vincere i campionati. Poi esistono anche questo tipo, io mi ricordo la prima promozione del Crotone probabilmente non se l'aspettava nessuno. Quindi insomma... Vabbè, come è stato il Pescara di Verratti. Come è stato il Pescara, per questo dico magari queste sono le due strade. Come è stato lo Spezia lo scorso anno, però c'è una progettualità dietro le spalle, come potrebbe essere, tutti ora parlano del Cittadella da 2 o 3 anni a questa parte, ma c'è una progettualità non da 2 o 3 anni, da parecchio tempo. No? Quindi dici tu, bisogna programmare e la Serie A... Prendere giocatori di proprietà, credere in qualcosa, fare investimenti anche da altre nazioni, non solo dal punto di vista in Italia, e credere su quei giovani che poi ti possono portare in una categoria superiore, che è normale che se io ogni anno devo ricostruire una squadra, progettualità ce ne potrebbe essere poco. Certo. Vi leggo un messaggio che riguarda la Regina, è fortunata avendo un presidente che investe alla grande, io penso che la Regina andrà nei playoff, come la vedi secondo te Ennio? La Regina già domenica è importantissima, Spal Regina è un buon crocevia. È un crocevia importante. È importante, se fa il risultato domenica allora... Ma ancora c'è tempo, non è che è una ultima analisi, ma secondo me la Regina ha le potenzialità per arrivare nei playoff. E soprattutto, come dicevo, mentalmente ormai è preparata per arrivarci. Io ringrazio Ennio Russo per essere stato con noi perché nella terza parte tratteremo anche un altro argomento. Ringrazio anche Francesco Pirillo. Grazie a voi. Sicuramente vi ritroverò qui nelle prossime settimane perché il campionato è ancora lungo, quindi dobbiamo parlare ancora tanto di calcio. Grazie, linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria.
Terza parte di Anteprima Sport. Prima di andarvi a presentare gli ospiti, siccome ci tenevo a parlare anche di Serie C, perché alla Vibonese è arrivato un tecnico che non solo a Cosenza, in Calabria conosciamo benissimo, che è mister Roselli. Andiamo a sentire l'intervista di mister Roselli e poi parliamo di un argomento un po' più leggero rispetto al calcio. La squadra sta bene, abbiamo qualche giocatore fuori, qualche giocatore non disponibile, ma per quelli che sono disponibili stanno tutti bene, sono in una buona condizione fisica e dunque ho potuto lavorare nel migliore dei modi. Io sinceramente il 3-5-2 non l'ho mai amato, ma voi siete fantastici in questo, perché magari a Cosenza qualche volta forse, ma neanche, perché a Cosenza giocavamo in modo diverso, mai forse con 3-5-2, ma no, non lo so di preciso perché non voglio dire delle cose, però è normale che sono più i concetti, molte altre cose che si vanno a ricercare piuttosto che un modulo, soprattutto quando si subentra diciamo alla sesta di ritorno, no? Dunque la cosa importante è cercare di fare in modo che questi ragazzi riprendano la fiducia che avevano fino a qualche tempo fa, perché è scontato, io dicevo a loro, ho grande entusiasmo, una grande fiducia, una grande voglia, chi perde e pareggia da tante partite un po' meno, chi ha fatto il calciatore questo lo sa, dunque la prima cosa è questa, però questa viene solo con fare bene, giocare abbastanza bene, fare qualche risultato, credo che non ci siano altri modi. Cioè, penso che sia il comportamento di ognuno di noi, che così. Io per esempio la cosa che mi interessa di più quando alleno è quella di cercare di capire nel più breve tempo possibile i ragazzi. Quando capisci chi hai di fronte probabilmente sai aiutarlo meglio. Io devo solo fare questo, farli rendere per quello che sanno fare, perché veramente il problema più grande è questo. 3, Statella, che ho allenato sia a Pavia che a Cosenza, Parigi, che l'ho allenato a Cosenza, e Vitiello, che però non è disponibile, che ho allenato alla Cremonese, diciamo era molto giovane. Beh, classico campionato di Serie C, girone diciamo C, dove ci sono delle squadre, delle piazze di Serie A fantastiche. Beh, di diverso c'è che non c'è il pubblico. Io certo non ho giocato in Italia una partita senza pubblico, io per me questa è la prima volta, dunque sarà anche questo un po' particolare, perché in questo campionato è difficile che non ci sia tanto pubblico. Poi ci sono tantissime squadre forti e qualcuna meno che deve lottare per non retrocedere, però secondo me tutte molto competitive, tenuto conto, ripeto, che è un campionato che un pochino diciamo con questi problemi, che magari una squadra ha in certi momenti molti positivi, un'altra no, non è certo regolarissimo da questo punto di vista, ma per un discorso di fortuna e sfortuna, non per altro. Queste erano le parole di mister Roselli, che è arrivato a Vibo per risollevare proprio le sorti della Vibonese. Sicuramente lo avremo ospite nelle prossime settimane, abbiamo concordato con l'addetto stampa un'intervista con lui, vi faremo anche da questo punto di vista una sorpresa. Invece io oggi vi vado a presentare in studio due carissimi amici di cui avete visto insomma i video nel corso delle nostre puntate. Buon pomeriggio a Luigi Rogani e a Luca Lepiani. Mi stavo proprio sbagliando, Luca, proprio su di te, guarda. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, Anna. Allora, voi avete deciso insomma di intraprendere questa nuova strada, si chiama Tutto Cosenza, la vostra pagina Facebook, ho visto anche che c'è su YouTube un sito insomma dove non solo raccontate la quotidianità, la cosentinità, insomma la calabresità, possiamo raccoglierla così, però fate delle interviste. Innanzitutto prima di parlare con voi faccio vedere una clip che vi riguarda. Buonasera, ciao. Ho chiesto 2 biglietti, datemi i biglietti per la partita. Onesto, ci vuole. Ma mi muovo prima. Ma senti questa canzone. Sembra una musica, ma chi? Senta. Sembra impossibile che seguo ancora te. Questa è una malattia che non va più via. Voglio andare via. Ma
Voglio andar via di qua. Non resisto lontano da te. Oh, oh. Abbiamo visto tanti protagonisti del Cosenza Calcio, è un periodo particolare, un periodo di pandemia, quindi non si possono più fare, diciamo tra virgolette, queste cose, ma come nasce questa sinergia, questo modo di interpretare la città? Con chi inizio? Con Luca? Con Luigi? Va sì. bene. Nello stesso tempo cerchiamo pure di trasmettere... No, aspetta Luigi, che oggi abbiamo col microfono non riusciamo proprio ad andare d'accordo. Chissà se Luca invece si sente bene. Prova, mi sentite? Luca, parla tu, vai, inizia tu, No, poi daremo la parola a Luigi. Purtroppo questo è il bello della diretta. Assolutamente, se non fosse così sarebbe... Ma noi decidiamo di andare in diretta appunto per questo, perché non solo vogliamo che i tifosi possano intervenire e insomma, farci domande e tutto quanto, ma più che altro perché vogliamo essere così, come Nature. ci vedete, ecco, nature. No, io mi sono emozionato quando ho visto questo video, perché sono immagini meravigliose e vedere quello stralcio finale di Cosenza Salernitana è stato incredibile, quindi grazie per averlo mandato in onda, perché era un bel po' che non lo rivedevo. E poi quel video era un periodo particolare, ci eravamo inventati un meme, no? Chi fa a Pasquetta? E a Pasquetta noi andavamo allo stadio quando si poteva. Quando si poteva, visto che la Pasqua ancora non si capisce questa 2021 come sarà. Non si capisce ancora nulla, né di stadi né di vita vissuta, no? Quello che sarà. Aspettiamo e speriamo in cose migliori. Lui racconta come ci siamo conosciuti. Vabbè, noi ci siamo conosciuti, sono anni ormai che ci conosciamo, diciamo tramite un nostro amico Gian Domenico che ci ha presentato, è nato tutto da lì, poi comunque c'è stato feeling da subito, a pelle, ci siamo trovati bene e abbiamo creato queste gag. Che tengono compagnia queste Tengono gag. compagnia. Fanno anche... ridere, soprattutto in un periodo particolare come quello della pandemia, dove si è stati costretti a rimanere in casa. Infatti abbiamo ricevuto parecchi messaggi in privato che ci ringraziavano perché comunque trasmettono un po' di sorrisi, non è da poco, specialmente in questo periodo, quindi ci fa piacere, speriamo di continuare a trasmettere sempre più sorrisi e andare di nuovo per strada, perché comunque ci mancano le dirette su Corso Mazzini, al campo, quindi bene o male. L'altra volta abbiamo visto uno stralcio delle immagini dei tifosi che accoglievano allo stadio l'arrivo della squadra proprio prima della sfida nel derby, le avete postate anche voi sulla vostra pagina Facebook, insomma è anche un modo per tenere vicini i cosentini, i calabresi che vivono fuori dai confini, non solo italiani ma anche internazionali. Ecco, sì, è vero. Quella è la cosa più importante secondo me. Cioè il fatto di anche fare una diretta dalla macchina, camminando per il centro piuttosto che per la periferia. La gente inizia a contattarci e a scrivere, io mi ricordo quando abitavo in via Milelli, faccio un esempio, e scrivono dal Belgio, dalla Germania, dal Canada, dall'Austria, dal Brasile, dall'Australia. E secondo me questo è il bello dei social, no? Avvicinare tutte le persone che siano calabresi piuttosto che italiane e sentirsi vicini in quel determinato momento.
C'è una clip che vi vogliamo mostrare, oggi anche io sono un po' emozionata con le parole, anche perché voi non è che fate soltanto gag, fate anche interviste, ho visto insomma che fate anche delle interviste molto interessanti, a personaggi più che altro che del passato, possiamo dire degli anni 80-90. Anche. Sì. Andiamo a vedere questa clip e poi ne parliamo insieme. Grazie. Grazie Giovanni di essere qui con noi, per me è un grandissimo piacere. Mi hanno detto di fare domande serie, io farò una domanda seria a Giovanni, penso che è il pensiero condiviso da tanti. Giovanni è la dimostrazione, secondo me, più che una domanda è una considerazione. Siccome sei fresco dottore di laurea, è laureato in lingue e culture moderne, se non sbaglio, sì. Quindi Giovanni per me è la dimostrazione oggettiva che non sempre lo sport sacrifica la carriera universitaria o di studi o viceversa. Quindi Giovanni, ci vuoi dire e vuoi dire a tutti coloro che ci ascoltano come hai fatto e a studiare e a diventare un campione di nuoto e di tuffi? Certo, devo dire che è stato un percorso comunque difficile perché effettivamente con lo sport ci sono diversi impegni, perché comunque viaggiamo tanto, le ore in piscina sono parecchie comunque, però io credo sempre nel motto del volere e potere. Diciamo che una giornata è abbastanza lunga per poter costruire anche un futuro, diciamo, di cultura. Buonasera a tutti, benvenuti, buona domenica innanzitutto e benvenuti su Tutto Cosenza. Questa sera sono orgoglioso, anche, permettetemelo, onorato e felice di avere un grandissimo professionista, un attore incredibile. Io stimo tantissimo e credo che insomma questa sera ci divertiremo parecchio. Buonasera Luca, buonasera Luigi, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, buonasera. Aspettiamo che facciamoli entrare in diretta, siamo a 32, arriviamo a un bel numero e poi volevo introdurre... Non mai. Chi non ricorda queste note? Tre belle teste, basta. Vuoi dire quello che ti pare. Allora, buonasera a tutti amici di Tutto Cosenza. Sì, questa è la nostra, la libertà è l'emblema della nostra pagina. Buonasera a tutti. Grande Cosenza. Grazie Andrea Roncato, tifosissimo. Già ti scrivono Andrea. Andrea, sei tifoso del Bologna? Ciao da Riccardo Domenico. Ma devo dirti che ho molti amici calabresi. Abbiamo visto Andrea Roncato, abbiamo visto anche Aristotele. Aristotele, sì. Come nasce l'idea di queste interviste? E soprattutto trovate anche protagonisti che insomma si fanno intervistare, stanno alle vostre gag, alle vostre anche domande un pochino... Si prestano. Sì. Si prestano. Allora, sì. Questa idea è venuta a noi due nel 2016. Poi avevamo iniziato a fare delle video, più che interviste erano dei video, diciamo, no? Dei video saluti simpatici. Al bar con determinati o calciatori o ex calciatori. E abbiamo visto anche col Cudurieddu con Capela. Con Capela, il buon Capela. Abbiamo fatto pure con Maurizio tempo fa pure. Ma ci siamo divertiti in questo modo. Cioè tra la gag, che diciamo che è da un paio d'anni che stiamo facendo in maniera più assidua, le video interviste sullo sport e sui personaggi dello spettacolo è nata ovviamente da un'idea nostra. E abbiamo iniziato quest'anno, nel periodo di Natale 2020, con Aristotele, e ha avuto un grande successo. Poi noi cerchiamo di andare a reperire i personaggi che negli anni '80 o negli anni passati hanno lasciato un segno nella nostra vita, no? Nei ricordi, negli affetti, anche negli amori, perché poi Giovanni Vettorazzo, che è un attore che ha fatto Bulldozer, che era Spitz, il personaggio con la striscia intorno alla testa, abbiamo scoperto che era innamorato realmente della compagna di scuola nel film di Carlo Verdone, quindi l'abbiamo messo a nudo. A nudo, sì. Poi abbiamo avuto David Pratelli, che è un grandissimo imitatore italiano, Ruben Celiberti, che
per me uno dei più grandi ballerini viventi, allievo anche di Nureyev. E poi abbiamo Andrea Roncato, Thomas Arana, e questa sera alle 19 faremo la diretta con Tony Sperandeo, che è un grandissimo attore italiano che tutti conoscete. E che molto spesso è qui in Calabria. È molto spesso in Calabria per lavoro e ovviamente stasera sarà collegato da Roma e starà con noi per un po'. La nostra idea, io ne parlavo con Luigi quando proprio abbiamo iniziato questa sorta di collaborazione all'interno di Anteprima Sport, era di riuscire a intervistare anche i calciatori, però purtroppo ai noi non dobbiamo aspettare, vedremo cosa... Però intervista a modo nostro. Certo, intervista a modo vostro, ovviamente con qualche parola dialettale che non fa male, quello non può mancare. Per quelli... che sono del nord. Abbiamo visto anche prima di sentire queste 3 interviste, avete realizzato un'intervista con Tocci, campione di tuffi, insomma, il vostro è un lavorare a tutto tondo, non solo attraverso ovviamente i miti del passato, come abbiamo visto con questi attori che hanno fatto la storia del cinema italiano e non solo, ma anche con campioni calabresi come Giovanni Tocci, che è un campione che veramente ha portato in alto il nome di Cosenza e continua a farlo. Che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Per il futuro sicuramente io spero... A parte l'intervista di Sperandeo di stasera. A parte l'intervista di Sperandeo, che ora? Che non è poco, alle 19. Diretta 19. Facebook, e ci aspettiamo tante domande da parte di tutti voi e mi auguro che possiate interagire in maniera massiccia. Io mi auguro soltanto questo, mi auguro di poter tornare, prendo in prestito le parole di Luigi, tra la gente con serenità, con maggiore anche senso di responsabilità, perché questa pandemia ci ha cambiato l'esistenza, in tutto e per tutto, ha cambiato il nostro modo di vivere. Però mi auguro che non si perda mai la voglia di sorridere e noi cercheremo sempre di fare quel piccolo che riusciamo a fare, soprattutto grazie a coloro che ci guardano e che ci seguono da tutte le parti del mondo, perché veramente stiamo arrivando ovunque. A proposito di questo volevo sapere i numeri di queste persone che vi seguono, perché sento anche che insomma intervengono in diretta magari attraverso messaggi. Sì, nelle dirette riusciamo a raggiungere pure 20.000 visualizzazioni nella diretta, oppure nella gag variamo dalle 5.000 alle 500.000. Quella che abbiamo fatto con Barbara D'Urso. Sì, l'anno scorso di questi tempi Luigi ha preso in prestito il video di Barbara D'Urso. Che è arrivato anche a lei, e ha fatto un video che ha prodotto 500.000 visualizzazioni, cioè una cosa mostruosa. E le interazioni sono enormi, perché la pagina in un mese ho visto che è arrivata a raggiungere anche 1,5 milioni di interazioni, di persone raggiunte. Quindi... Sono numeri importanti. Numeri importanti. C'è Marco da Cosenza che vi chiede perché non fate un'intervista anche al mitico Lino Banfi? Io l'ho inviata la richiesta, è che non è facile arrivare a determinati personaggi perché hanno ufficio stampa, hanno agenzie, però faremo di tutto per arrivarci. Abbiamo contattato una serie di attori, aspettiamo le loro risposte. Ma che cosa portate nelle vostre gag? Tante cose di vita vissuta. Ho visto l'altra volta, se non sbaglio, era la moglie di Luigi che parlavano di San Valentino, qualche video. Io vi invito a guardarli perché sono simpaticissimi, tengono compagnia veramente. Anna, dopo le gag, io ringrazio Luigi per questo. Molta gente, amici, mi chiamano, ma hai problemi a casa? Ti sei separato? Dico, guarda, no. Sono delle butade che noi la frutta della sorella prendiamo in prestito. Quindi, dice che mia sorella lavora all'Unieuro perché batte forte sempre, quindi io prendo cose che non sapevo. Anche l'altra volta ho visto che il figlio che lo voleva chiamare Mozart, insomma, perché suona bene, sono talmente cose assurde che poi girano. È bello che le facciamo al momento, quindi sono spontanee. Sì, e non le ripetiamo. Quindi come vengono. Al primo chuck riusciamo a produrre queste cose. Infatti questo ti volevo chiedere, quanti chuck servono? Subito, immediato, basta uno. Se ci prende da ridere. Con un semplice telefonino, senza telecamere. Non abbiamo ausili tecnologici, se non il nostro smartphone. C'è qualcuno che vi ha avvicinato perché magari... Prendeva i nasi? Per picchiarci? No, per sapere se magari volevate collaborare diversamente tramite le vostre
anche la vostra pagina, Sì, perché visto che i numeri sì. sono importanti. Questo sì. Qualcuno sì, si è fatto avanti, però la maggior parte delle volte Di altri aspettiamo risposte. Di altri aspettiamo risposte. Vi faremo sapere. Sì, noi aspettiamo sempre, però non ci fermiamo mai, questa è la forza di Luigi e ci tengo a sottolineare. Cioè Luigi, insieme, ovviamente insieme. però 7-8 anni fa ha avuto l'idea pazzesca insieme ad altri suoi amici di creare questa pagina che è un contenitore veramente ricco di... non è frivolo, cioè la battuta sì, la freddura che di questo tempo, vabbè, siamo in primavera, mo mi comincia a cangiare un poco, le dobbiamo chiamare, non lo so, caldaie, no, proprio ghiacciate quando sarà estate, certo. Però il format, cioè i contenuti avevano un senso, cioè si parla di dialetto, cioè il dialetto per me è vita, cioè io non posso fare almeno del mio dialetto e della mia città o della mia squadra del penso cuore. che anche i calabresi che vivono a Milano, si riconoscono in questa Torino, pagina e ti seguono. ti seguono. Cioè lo facciamo per amore, veramente. E poi facciamo anche nel nostro piccolo pure solidarietà, beneficenza. Ci piace comunque dare il nostro contributo, lo facciamo Anzi, con approfitto, della terra. Posso dire una cosa, Anna, perdonami. Alle 17... perché siamo in chiusura, quindi velocissimamente. Abbiamo messo un Avrei annuncio... parlato con voi per un'intera puntata, però vi farò tornare, ve lo giuro. Seguirci perché seguiamo tante iniziative benefiche, solo questo. Seguirci Niki Aprile Gatti, la Terra di Piero, la Fondazione Lilli, aiutiamo e cerchiamo di aiutare tutti. Quindi seguiteli stasera soprattutto. Stasera ore 19, sì, super ore diretta 19. Facebook sulla pagina di Tutto Cosenza con Tony Sperandeo. Ma non è solo questo, perché sentiamo una clip finale e poi li salutiamo insieme. Finisci tu dopo. Vediamo che parte. Ai ai ai. Lui, com'è? Lui? Chi tiene? Ogni volta che ammazza la mattina mi fa male la schiena. Il mio dolore a tutti i pari. Mezzo di pomeriggio. Ci hai provato, ha ragione. Un piccolo assaggio, grazie a Luigi Rogano e a Luca Lepiane per essere stati con noi. Grazie a te, Anna, grazie a te. Li ritroverete ovviamente in tutte le nostre puntate e sicuramente faremo un'altra puntata insieme a loro perché insomma lo meritano veramente. Grazie ad Enzo Leonetti in regia, grazie a Francesco Camposani in messa in onda. Io torno venerdì prossimo e vi aspetto. Grazie. Lui, buonasera. Lui, ciao. Che stai facendo qua? Sto prendendo qualcosa, un pensiero per San Valentino. Ma mi sembri questi cose, i cuoricini, pace, ma stupisce nanno ogni tanto. Stupisce, ma mica è facile, che ci regala? Ma un fiore. È un fiore, visto, sono sempre le stesse cose. Ma c'è meglio, c'è un fiore, va. Oppure sa piantina, broccoli di rapa e si sciala. Cioè, quindi un 14... Lo so che faccio? Broccoli rapa e salsiccia. E misciato. Grande idea. Bravo, grazie. Figurati per un amico. Grazie, allora, grazie. Regala anche tu un fiore. E una pianta.